qualsiasi cultura vede un viso triste con questo. Lo faccio triste, però se io cambio la mia postura mi vedo così. Eppure è lo stesso viso. Io quando mi metto a spiegare all'estero di quanta varietà linguistica ci sia in Italia, ricordandoci anche l'insegnamento del semiologo Peirce che diceva il pensiero si forma nella lingua, più parole usi più ragioni, e questa è la grande potenzialità della lingua. Ci troviamo davanti a una rivoluzione che secondo me dovrebbe essere nei libri di storia da un punto di vista sociologico, antropologico, linguistico, dovrebbe essere uno spartiacque della cultura mondiale, perché noi ci siamo inventati il professionismo teatrale al di là della lingua parlata. Se tu fai il Pantalone, per esempio, che ha 99 anni, devi avere la schiena curva, ma molto veloce nel movimento, perché è un personaggio che crea l'ostacolo, che è cattivo. Bentornati a Campus Cast, il vostro e nostro podcast preferito, qui per ispirarvi, qui per mostrarvi professioni, vocazioni, personaggi, in questo caso palcoscenici, teatri e riprese. Ospite con noi nel podcast con fortissimi accenti veneti e una grande ispirazione di toni internazionali, Fabrizio Palladin. Ciao Fabrizio. Ciao a tutti. Ciao Fabrizio, come si dice di solito, di dove chiami in maniera molto radiofonica? Adesso mi trovo a Budapest. Ti trovi a Budapest? Molto bene. Uh-huh. E giusto per capire un attimo ed inquadrare ciò che della tua vita e nella tua vita fai, a fare cosa a Budapest? Allora, vabbè, è sempre la stessa cosa, cioè ormai sono quasi 30 anni che faccio teatro, quindi sono qui per questo motivo. Sono venuto qui per la prima volta nell'agosto del 2023, e abbiamo fatto un corso di commedia dell'arte, teatro fisico e slapstick comedy, che è più o meno la mia specializzazione, anche se mi occupo di teatro in tutti i sensi. Poi una delle allieve era direttrice di una scuola, mi ha richiamato per insegnare nella sua scuola, quindi sono tornato. Dopo, alla fine, ci siamo innamorati, adesso sta nascendo nostra figlia. Congratulazioni! E quindi diciamo che io fino ai 35 anni, quindi dai 22 fino ai 35, ho sempre girato per l'Italia prima e poi per il mondo, lavorando molto spesso a Portogallo, Stati Uniti soprattutto, con corsi di teatro, regie e anche come attore degli spettacoli che scrivevo. Ottimo. Poi a un certo momento è successo che mi trovavo nel Maine, a Portland, per fare una produzione lì, e dopo 10 anni che ero all'estero e parlavo sempre inglese o portoghese, nel caso del Portogallo, per esprimermi e anche per dirigere, insomma, e tutto. E alla fine ho deciso che la base l'avrei voluta di nuovo in Italia, non solo in Italia ma in Veneto, perché avevo voglia di riparlare italiano e anche di riparlare il dialetto, no? Come dire. Cioè, nel senso, la varietà linguistica offre tantissime cose, ovviamente, però a un certo momento avevo quasi l'impressione che il mio vocabolario fosse troppo limitato per il ragionamento, quindi sono tornato a casa per un po' di anni facendo base a Treviso, ma continuando a girare. Ti
Ti mancava un attimo l'intercalare veneto, ti mancava un po' il poter dire mi esprimo con un linguaggio, una lingua in questo caso, che sia effettivamente quella con cui sono nato, con cui sono cresciuto. È molto interessante il fatto che tu abbia spontaneamente, non mi sono neanche permesso di integrare la nostra conversazione sul fatto che appunto essendo noi una scuola di lingue come base principale, uno degli interessi che volevo portare ai nostri ascoltatori è l'importanza delle lingue non solo straniere, appunto, ma delle lingue anche di mimica, della capacità di comunicazione del corpo, della capacità di comunicazione in particolare delle mani in quello che è la tua professione. Una delle cose che volevo chiederti, in particolare il settore di teatro, il settore di interpretazione artistica che ti vede protagonista da diversi lustri a questa parte, è quello della commedia dell'arte. Correggimi se sbaglio. Sì. Esattamente, sì. In quell'ambiente esiste una lingua non lingua che è tutta lingua, che è il Gramlow. Sì, allora... Quanto di questo, come dire, esperanto del teatro condiziona ed è capace di dare engagement in qualunque parte del mondo, o come lo fa in modo diverso in diverse parti del mondo in cui ti trovi ad interagire sia come insegnante di teatro sia come attore e coordinatore di spettacoli anche? Allora ti dico, io utilizzo sempre l'inglese o il portoghese, diciamo, o il francese anche, insomma, o un po' lo spagnolo, insomma, le lingue che nel tempo mi hanno accompagnato nel mio lavoro, eccetera, per insegnare. Poi il momento della recitazione invece deve essere multilinguistico, cioè ognuno deve parlare la propria lingua. Il concetto di Gromlow, che poi è stato ritirato fuori da Dario Fo, no? Era il suo compleanno la settimana scorsa, se ancora ci fosse stato con noi. Esatto. Un saluto a Dario Fo, Un saluto grandioso che ci guarda, chissà da dove, dalla sua o dalla giù. Il rischio è forte di saperlo che si sta divertendo tanto in posti più caldi di questi, vero? Fun fact: sapevi che il 70% di chi apprezza il nostro contenuto non è ancora nostro follower sui canali YouTube e Spotify? Se ti piace ciò che facciamo e vuoi continuare ad aiutarci ad offrirti il miglior contenuto, iscriviti e seguici. È un modo efficace e gratuito per sostenerci. Grazie per il tuo supporto. È un concetto, diciamo, un po' più profondo, nel senso lui lo inserisce all'interno degli spettacoli come un'idea appunto di attrattiva per il pubblico. In realtà il concetto di Gromlow o il concetto di dialetto anche che viene assegnato alla commedia dell'arte, da un punto di vista storico non è credibile perché non è totalmente esatto. Cioè, la commedia dell'arte è multilinguistica di per sé stesso, non è un Gromlow. Infatti se ascolti anche Dario Fo nel Mistero Buffo si tratta di mescolanza di vari dialetti, ma le parole sono parole. Ora, nel momento in cui diciamo che la commedia dell'arte usava il dialetto, non è totalmente vero. È vero che perché per ognuno al tempo quella era la propria lingua. Io quando mi metto a spiegare all'estero di quanta varietà linguistica ci sia in Italia, e ricordandoci anche l'insegnamento del semiologo Peirce che diceva cioè il pensiero si forma nella lingua, più parole usi più ragioni, e questa è la grande potenzialità della lingua. Quindi vedi, fatto adesso mi viene fuori l'inglese. Quindi perché in un certo senso questo per te, seppur in maniera digitale, è un piccolo palcoscenico, quindi la tua lingua, la tua comfort zone linguistica, quando si tratta appunto di essere su un palcoscenico, si interpreta e si realizza in quella che magari è la situazione linguistica comunicativa in cui ti trovi più a tuo agio per quel momento. Esattamente. Natura vuole che appunto tu ti senta magari più a tuo agio nel interpretare e nel presentare questo tipo di argomenti con un intercalare inglese. Capita perché poi alla fine, no, sai, fai un po' la figura di quello là che è appena tornato e ti spara le parole del viaggio solo per mostrare che è stato all'estero.
Tu non devi dimostrare niente, tu sei all'estero in questo momento. Comunque, fondamentalmente il fatto è che ognuno degli attori delle compagnie professionali nate nel Rinascimento e che danno l'inizio di quello che noi conosciamo come professionismo teatrale, ogni attore parlava la sua lingua e la sua lingua era il dialetto proprio del suo paese o del quartiere del suo paese. Per dirti, io ho fatto uno spettacolo a Tokyo e avevo solo 2 frasi in giapponese da dire: Shiawase wa okane de wa kaigai, che significa i soldi non fanno la felicità, e Saisho ni doao nobusta baka ni flamignao pure teiero. Ok, se c'è qualcuno di giapponese che ci sta guardando, perdonate la mia pronuncia, sono passati un po' di anni, ma per avere consulenza sul testo avevo bisogno della parola bernoccolo in dialetto e allora gotto mamma e nonna, e io ho detto: nonna, come si dice bernoccolo in dialetto? Mi fa: bernoccolo. Io sì, ho capito, però un po' più ruspego. E lei mi fa: ah no, beh, al Ciodo di Treviso io chiamo Perognocco, cioè nel quartiere al Ciodo di Treviso si dice in un altro modo, nel quartiere. La varietà linguistica che noi possiamo inserire all'interno del contesto della commedia e dell'arte è incredibilmente potente. Negli ultimi anni sono stato a insegnare e recitare in Kuwait, Libano e Tunisia, per dirti dei paesi in cui si utilizza l'arabo, e ogni tanto loro parlavano in inglese dietro maschera, no? Per farsi capire da me. Il punto è che io devo capire al di là della lingua, non che la lingua non ci sia. E qualsiasi tipo di musicalità linguistica all'interno del sistema maschera inventato in Italia agli inizi del 1500 è di una potenza espressiva incredibile. È come se noi agli inizi del 500, inconsapevolmente ovviamente, tutto dettato da ragioni monetarie, tutto dettato da ragioni commerciali, ma c'è stata l'invenzione per la prima volta nella storia della globalizzazione del linguaggio nel mondo. Cioè, la prima compagnia, per dire, che ha cominciato a viaggiare in Italia e in Europa con spettacoli, il primo contratto che noi troviamo è del 1545, redatto a Padova, 25 febbraio 1545. Ci sono Zuane da Trevixo, un altro da Padova, un altro, insomma, tutta una compagnia veneta. Fai conto che questi giravano tutta Italia. A un certo momento, fine 1500, Isabella Andreini con la sua compagnia, anche lei padovana, la prima diva della storia, pensa che quando è morta hanno coniato delle monete con la sua effigie, pensa a te, un'attrice. Questa qua, la compagnia sua con Flaminio Scala, sono finiti fino in Inghilterra a recitare La follia di Isabella, tutto in italiano, ok? E però la gente pagava e andava, e poi lei faceva la follia di Isabella, quindi le cronache dicono che lei faceva la matta in scena e mezza si spogliava. Ora ci troviamo davanti a una rivoluzione che secondo me dovrebbe essere nei libri di storia da un punto di vista sociologico, antropologico, linguistico, dovrebbe essere uno spartiacque della cultura mondiale, perché noi ci siamo inventati il professionismo teatrale al di là della lingua parlata. E se pensiamo a quanto possa essere importante, io è per quello che giro tutto il mondo con queste teorie, perché la maggior parte delle volte la commedia dell'arte è considerata come folclorismo. Se non sei italiano non la puoi fare, devi conoscere il dialetto veneziano, devi conoscere questo, se no non la puoi fare, che sono tutte stupidate. Fondamentalmente è la cosa più internazionale che ci sia. Tu puoi avere una compagnia con dentro un arabo, un tedesco, un francese, un inglese, un italiano, uno di Scorzè, eccetera, e ognuno recita con la propria lingua e tutti capiscono tutto. Penso che abbiamo fatto un corso internazionale a Valdobbiadene, c'erano portoghesi, americani e un siciliano c'era.
Ognuno parlava con la propria lingua. Alla fine dello spettacolo abbiamo fatto all'Auditorium Bocassino a Valdo. Alla fine dello spettacolo si venivano tutti quanti a me, bravo Paladin, non ho capito niente, ma ho capito tutto. Penso sia il miglior successo da un punto di vista interpretativo o riconoscimento che ti possa venire dato, perché hai vinto. Bravo, la cosa migliore, le due cose migliori sono queste quando fai spettacoli di commedia. Uno è, ma le maschere si muovono, perché tu hai la maschera in faccia e in base a come muovi il corpo la maschera cambia espressione, perché è un completamento percettivo del pubblico. Quindi se tutto il corpo soffre, anche la maschera loro la vedono soffrire. Vuoi un esempio? Vai. Stiamo per ottenere uno spettacolo da commedia dell'arte e vorrei sottolineare che è tutta improvvisazione, nulla di questo è preparato. Sì? Possiamo tranquillamente dire che se tu la mostri a chiunque al mondo, qualsiasi cultura, vede una maschera, un viso triste con questo. Sì. Lo faccio triste. Però se io cambio la mia postura, vediamo se si vede, però se io cambio la mia postura e mi vedo così, altezzoso, borioso. Esattamente. Eppure è lo stesso viso. Quindi, da un certo punto di vista, questo è il completamento percettivo di cui parlava Rudolf Farnheim. Cioè, se io disegno questo, per chiunque al mondo diventa un cerchio con diverse parole, ma cerchio rimane. Perché? Perché tu completi l'immagine incompleta della realtà con le tue conoscenze precedenti. Se noi pensiamo alla maschera come strumento comunicativo, ribadisco, non come genere o stile teatrale, strumento comunicativo, a questo punto qui questa diventa la parte mancante del cerchio, tutto il cerchio è il nostro corpo. Pensa che i conti miei hanno cominciato a venire anche businessman o agenti, ho fatto un corso per le assicurazioni generali, per dire, perché il corpo informa più di quanto noi crediamo. Noi siamo fatti nella nostra comunicazione di sguardo e parole. Se tu utilizzi questo, lo sguardo è mutilato, nessuno ti vede. Cioè io adesso così e guardo di là, nessuno lo sa. Dove punto il naso è dove sto guardando, quindi gli occhi perdono il loro valore. La parola, certo, la parola è importante se capisci quello che sta dicendo l'attore o il personaggio, ma sicuramente ti posso assicurare che se il corpo contraddice la parola, la gente crederà al corpo come si comporta, così come è nella vita, assolutamente. E c'è questa illusione che noi siamo fatti solo di questi due canali. Il fatto di mutilare questa parte e mettere la parola in secondo piano, perché il corpo si semantizza in maniera molto potente, aumenta le nostre capacità comunicative in maniera esorbitante e praticamente noi torniamo a recuperare tutta la capacità comunicativa che avevamo, diciamo, quando stavamo imparando il mondo da piccoli attraverso un sistema di mimesi in cui corpo e parola erano mescolati. Probabilmente la voce che utilizzo adesso quando mi arrabbio è ad imitazione di quello che sentivo dai miei genitori da bambino, no? E molto probabilmente scade, per così dire, o ritorna, c'è una regressione in quello che sono accenti della Treviso di quegli anni ancora più forti. Magari non te ne rendi conto, ma quello a cui ti rivolgi nel momento in cui è un momento di concitazione è proprio il tuo linguaggio per te primordiale, in questo senso, vale a dire quel dialetto appunto che ti contraddistingue nelle comunicazioni con tua nonna, con tua mamma, con i tuoi amici del quartiere in questo caso. Succede anche a me, sono nato e cresciuto per i primi 10 anni in Sinistra Piave e ancora quando comincio ad avere un attimino di concitazione ed emozione salta fuori il sernagliese che è in me in questo senso. Dopodiché
viene anche più naturale perché come a te, anche a me, ovviamente in maniera molto meno professionale, muovere le mani piace e quindi la comunicazione non si limita soltanto a sguardi e parole, ma viene completata con quello che ho sentito dire appunto. Noi in Italia, ai noi, abbiamo soltanto 21 lettere nell'alfabeto rispetto agli alfabeti delle altre lingue. Perché? Perché abbiamo anche 2 mani e 10 dita con cui metterci appunto a che fare e anche questi rappresentano per noi altri suoni e altre lettere che possiamo integrare in quella che è la nostra conversazione. Ma assolutamente, abbiamo un sacco di suoni in più rispetto al semplice italiano. Pensa alla U lombarda, per esempio. Pensa ai nostri dittonghi che abbiamo qui in Veneto, cioè lì in Veneto. Mi piace saperti qui, ecco, immaginarti tra noi, ecco, e questa conversazione sì, la stiamo facendo attraverso un nuovo e diciamo ormai sdoganato canale comunicativo come una call, ma sei formalmente e anche informalmente invitato a farsi un'ombra qua sul ponte la prossima volta che sei in zona Bassano. Stiamo esplorando in particolar modo alcuni tipi di linguaggio. Ecco. Tu ti sei ritrovato a portare spettacoli teatrali in più di una decina di paesi in giro per il mondo. Di più. Sì. Dimmi tu quanti, però dimmi se sfori i 30 in modo tale da aver sbagliato di poco o se ho sbagliato di tanto in questo senso. No, non sforo i 30, siamo intorno a dovrei fare il calcolo, comunque più di 10, sì. Comunque più di 10, ecco. In ogni caso con una varietà e una quantità di culture che in un certo senso si sono avvicinate a quello che è il tuo modo di comunicare, il tuo modo di fare spettacolo, fare commedia dell'arte, fare appunto anche in alcuni casi, se non sbaglio, correggimi, improvvisazione, corsi di improvvisazione, capacità di comunicazione grazie all'improvvisazione che hanno bisogno di sicuramente poca vergogna, poca paura di sbagliare, la capacità di mettersi in gioco, la capacità di essere ispirati anche dai dettagli. In questo caso, se tu, come mi dici, annulli determinati dettagli del tuo viso, devi puntare su altri dettagli che trasmettono la comunicazione attraverso altri canali. La parola può essere una, ma nel momento in cui si inserisce l'elemento mimo, è tutto il resto del corpo che diventa la tua lingua di comunicazione. Sì, ti dico, in realtà, allora, c'è una precisazione da fare. Io non mi occupo della timidezza degli altri. Queste sono cose private e ho avuto fra i miei allievi attori estremamente timidi ma moltissimo potenti in scena, quindi il fatto di essere timidi o estroversi non è il mio campo, quello è il campo che riguarda personalmente ognuno. Nell'improvvisazione non è tanto la timidezza, tante volte trovi della gente molto molto estroversa al tavolo che ti racconta 200 barzellette e poi ti trovi con davanti un pubblico che non ti conosce e lì pigli paura perché in mezzo ai tuoi amici ti senti forte, eccetera, ora sei estroverso. Diciamo che io offro degli strumenti tecnici molto rigidi. Quindi prima di affrontare un'improvvisazione tu con me fai tecnica, se ti muovi così la gente capisce questo, se ti muovi così la gente capisce quell'altro. Io costruisco un nuovo corpo, quindi ci sono delle posture, delle andature che vengono costruite secondo un metodo prettamente ginnico quasi, atletico. Sì. Al di là di quando tu sia atletico, non c'entra niente, non è circo o danza o sport, però ci sono dei movimenti, cioè il corpo del personaggio, se tu fai il pantalone per esempio che ha 99 anni, devi avere la schiena curva ma molto veloce nel movimento perché è un personaggio che crea l'ostacolo, che è cattivo, è il odio per dire di Amleto, è l'assassino, in questo caso non è un assassino, quindi in base allo studio rigoroso della tecnica poi ti puoi permettere l'improvvisazione, esattamente come nella musica jazz o nella musica improvvisativa. Se tu non hai fatto prima
200 volte scale, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, e quindi la tua mano va, ok? Allora non puoi improvvisare, devi aver fatto prima tanta tecnica, dopo l'improvvisazione viene naturale. Quindi una buona dose di talento, come in tutte quante le cose, ma molta tecnica all'inizio. E qui subentra appunto un'altra delle questioni che volevo affrontare con te. Tu sei anche formatore. Tu sei un formatore che non istruisce, ma proprio cerca di plasmare e anche di tirare fuori in maniera molto maieutica quella che è la capacità espressiva dei tuoi studenti, dei tuoi corsisti, delle persone a cui fai magari team building aziendale. Immagino che il panorama e la tipologia di learning persona che ti trovi di fronte abbia diverse esigenze. Tu l'hai detto appunto, non sei uno psicologo, non sei uno psicoterapeuta, ma in un certo senso sei un formatore, quel formatore che porta sì una capacità espressiva in quella che è una comunicazione, una linguistica a volte non verbale, anzi per una buona percentuale assolutamente non verbale, che cerca di trasmettere non soltanto nozioni ma soprattutto emozioni. E quindi esattamente. è questa la cosa che mi impressiona tantissimo, oltre a quello che dici tu, essere tecnica, il poter puntare su quella che diciamo è la grammatica del tuo corpo, la grammatica del teatro, la grammatica della scena, per poter poi riuscire a esprimersi in quella che è la poesia del palco. Noi ci troviamo di fronte appunto a un periodo storico in cui la poesia del palco non esiste quasi più. Si pensa di essere in grado di produrre del content, di essere appunto un content creator a livello mediatico su quella che è il grande palcoscenico dell'internet, mentre da un punto di vista di tecnica, da un punto di vista di scale musicali, da un punto di vista appunto anche di umanità, le emozioni sono semplicemente effimere. Io non esco da un TikTok con qualcosa che mi rimarrà, esco però da un teatro con qualcosa di potente in questo senso, o perlomeno mi aspetto di uscire da un teatro con dentro di me qualcosa che effettivamente è cambiato, soprattutto in termini di qualità di ciò che ho ricevuto, sapendo, conscio del fatto che dietro una compagnia teatrale, dietro anche un monologo, dietro a quello che potrebbe essere anche uno spettacolo o un match di improvvisazione teatrale, ci sono mesi, anni, decenni di studio, di pratica, di esperienza che hanno formato quel risultato, quel contenuto, quell'esperienza, mi ripeto un attimo, ma che effettivamente di cui ho goduto e di cui continuerò a godere successivamente nei miei pensieri, perché non di rado quando si esce da un'esperienza teatrale, sia essa anche di improvvisazione, si portano a casa battute, stacchi, punchlines che fai tue e continui a utilizzare successivamente. Succede anche a te di trovarti dall'altra parte, quindi di assistere ad uno spettacolo teatrale, di riuscire a vedere negli altri qualcosa che ti dice questa, nonostante la mia esperienza, è un'ottima ispirazione. Ma sì, beh, ovviamente, cioè, se poi, diciamo, non è che ho proprio scelto sto mestiere io ho fatto un provino per Romeo e Giulietta quando avevo 21 anni, quasi per gioco, mi hanno preso, hanno cominciato a pagarmi come nel ruolo di Benvolio, ho detto quasi quasi continuo. Fin qua è andata bene, insomma. Sì, cioè ci sono stati degli spettacoli che per me hanno proprio cambiato la vita, sono stati... Io ritengo che la rappresentazione di noi stessi sul palcoscenico sia una forma di condivisione delle nostre, di quello che ci fa sentire soli ogni tanto, no? Adesso farò un esempio, ma tanto siamo tutti adulti. Allora, quando ero piccolo, una volta mia madre mi ha portato a vedere Giorgio Gaber al Teatro Comunale di Treviso. E io avevo quell'età là in cui cominci a scoprirti a livello sessuale, ma da solo però, senza partners, diciamo. Prima ancora di condividere bene anche con gli amici questa cosa, perché già tu andavi a confessarti, dicevano ma ti tocchi? E tu dicevi io non mi tocco, ma perché mi domandi queste cose?
si muove però qualcosa. Cazzo, arriviamo là e lui fa un monologo sulla masturbazione. E io vedo che tutti ridono, e anche mia madre ride. Ho detto, allora non sono solo. Cioè, in qualche modo, lavorare all'Amleto, io in qualche modo, io capisco il dolore di tutti. Io ho fatto uno spettacolo che si chiama Amletronic. Amleto in musica elettronica. Abbiamo vinto il primo premio al Teatro Stabile Galleria Toledo di Napoli, con un Amleto in cui io faccio tutti i personaggi da solo, non tutti, prendo i personaggi principali, con musica elettronica. Io, affrontando l'Amleto, ho capito me, nei brutti sentimenti che ho, e ho capito gli altri nei brutti sentimenti che hanno, capendoli, perché se tu giudichi, se tu dici che personaggio di merda, cioè voglio dire, Claudio ammazza suo fratello, il re, si sposa la moglie e fa anche il figo, è ovvio che è un personaggio di merda, tutti lo odiano, cioè, ma è ovvio, è un personaggio cattivo. Amleto è un ragazzino viziato che se la piglia con tutti fuori che con chi dovrebbe pigliarsela, provoca la morte, ammazza Polonio, provoca la morte di sua amorosa Ofelia che piccolina non ha fatto una cippa, muore Laerte, muore anche sua mamma e dopo riesce ad ammazzare. Il mondo del teatro è fatto di perdenti e gente che è imperfetta, esattamente come noi. Questo è il grande insegnamento che io porto a tutti quanti gli allievi ogni volta. Accettiamo il fatto che qui non siamo venuti a fare le superstar, qui siamo venuti ad accettare il fatto che noi siamo imperfetti e una volta che tu te ne rendi conto e ti rendi conto che siamo tutti fratelli nelle nostre imperfezioni, che certo non andiamo ad ammazzare il nostro fratello, non mentiamo in continuazione, non siamo così vigliacchi, non so come dire, come Cirano, che solo per via del fatto che c'ha il naso lungo non c'ha il coraggio di andare da Rossana e fa il bullo con tutti. Cioè, magari in piccolo, però riusciamo a capire meglio gli altri. Cioè, se io riesco a entrare in empatia e non giudicare un personaggio con tutti i suoi difetti, e tutti sono colmi di difetti, solo difetti ci sono nei personaggi teatrali, per forza, perché sennò non sarebbe interessante la storia, perché, no? Cioè, se Romeo e Giulietta, i genitori fossero illuminati e Capuletti e Montecchi dicessero, beh, ovvio, sposatevi, lo spettacolo dura 3 minuti, gli altri 5 è un porno, e poi basta, si pari. Okay. Quindi si potrebbe partire dal presupposto, cosa serve coparse? Cosa serve uccidersi? Ecco, niente, vogliamoci bene, dai, ma... Capito, tu spendi 20 euro di biglietto, entra dentro, non hai detto, dobbiamo scusarci, ok, perfetto, finito lo spettacolo, dopo 5 minuti sei fuori. No, hai bisogno di realtà, la realtà è fatta di questo, quindi se noi attiviamo una coscienza per recitare bene, tu non puoi fare la parodia, non puoi sentirti superiore. Se tu, non so se vi è mai capitato con i vostri figli o con amici, i vostri figli, eccetera, quando i bambini vogliono fare il nascondino e si nascondono dietro una tenda che tu gli vedi i piedi fuori tranquillamente, gli vedi là, dove sono? Ok? E tu fai le vocine. Dove sarà Dio? Perché fai il coglione così? Perché non giochi davvero? Perché? Perché dentro la tua testa tu ti dici, bah, io sono superiore a queste cose. Quindi mi trasformo, faccio le vocine per distaccarmi da me e far vedere che io sono più intelligente, ma questo atteggiamento genera recitazione di bassa qualità. Tu devi essere lì, devi credere in quello che stai facendo in maniera onesta, senza sentirti superiore. E questo cambia la tua anima, diventi più accogliente verso gli altri e riconosci anche in te stesso quali sono le debolezze che tutti abbiamo e che è ovvio avere, che è fisiologico, tutti abbiamo. Se fossimo perfetti, praticamente
penso che entreremo in una depressione totale. Pensa che una volta c'è un esercizio molto difficile che faccio fare, è il funerale del figlio di Pantalone e praticamente si crede che Flavio sia morto e la colpa è di Pantalone. Pantalone sulla sua tomba lo rimprovera, ma in una maniera aggressiva e potentissima, dicendo che lui non può morire senza la sua Consenso. autorizzazione. Lui gli ha dato tutto, gli ha dato una casa dove stare, libri per studiare, un tetto dove dormire, tutto. E lo insulta con il nodo qua, ma non riesce a tornare indietro. Ed è difficilissimo da fare. Però, voglio dire, è uno degli esercizi difficili, così come ce ne sono di più semplici, poi man mano. Marta, questa attrice portoghese, era all'Università di Gretua ad Aveiro, e non le è venuto, semplicemente non le è venuto. Siamo arrivati alle 6 di sera, lei voleva provarlo un'altra volta e faccio: Marta, respira tesoro, non ti preoccupare, proviamo domani, non muore nessuno. Io ero solitamente quando finisco una giornata di corso, perché i miei non è che sono corsi fatti con lo stampo, io ho ogni persona, ogni allievo, penso a quello a come personalizzare l'insegnamento. E quindi alla fine io ho bisogno di ragionare su tutti quanti per scrivere quello che farò il giorno dopo. Niente, mi si attacca e vuole fare la strada con me per lamentarsi del fatto che non è riuscita a fare quel monologo tragico, e mi parlava, io dicevo: basta Marta, è normale, può capitare. A un certo punto scoppia a piangere e allora a quel punto là penso che mi sia venuto fuori il dialetto, facevo: no, adesso basta provare. Cioè, penso che mi sia venuto fuori normalmente questa frase qui, come dicevi tu prima, nei momenti in cui arrivi, cioè, ti ritorna. E le ho detto: vabbè, senti Marta, this is the worst case scenario, ok? Questa è la cosa peggiore che ti poteva capitare, a quanto pare. Sei disperata, piangi, stai mettendo in discussione la tua persona, la tua professionalità, qualsiasi cosa. Ok, allora facciamo un gioco, cambiamo tutto. Questa è la cosa peggiore che ti potesse capitare, a quanto pare. Sei disperata. Facciamo qual era la cosa migliore allora. Vediamo se funziona. La cosa migliore in questo caso è che tu arrivi, fai il corso con me all'università, ti propongo questo esercizio sappiamo che è difficile e a te viene subito. Così, subito, perfetto, migliore del mio, migliore di tutti gli altri, ok? Allarghiamo questa visione che tu vorresti avere di te stessa allora. Tutto. Vuoi che la città di Aveiro sia tua? È tua. Vuoi che tutti ti stimino e ti adorino? Tutti ti stimino. Vuoi sposarti Brad Pitt? Brad Pitt è tuo. Tutto. Per la tua vita non avrai mai da combattere per niente, perché qualsiasi cosa ti viene fuori immediatamente, così, perché questo è quello che vuoi. Occhio, perché se è così, magari sei felice i primi 4-5 ore, ma domani e dopodomani ti viene impiccata in bagno, cioè, perché non hai più niente da seguire, niente da costruire, niente da scoprire. E tutto questo entra all'interno di un sistema che ritengo che il teatro insegna in maniera meravigliosa, perché nel momento in cui tu riconosci la tua fallibilità, in qualche modo allunghi la tua vita, anche mentalmente. Ho tanto da imparare, non arrivi mai a un punto in cui dici: boh, adesso sono bravo, perché c'è sempre da andare un pelo più a fondo nell'animo umano, e qualsiasi cosa può essere sempre evoluta. In più non c'è paragone con gli altri, perché è il tuo corpo unico nella sua sostanza. Una volta, quando insegnavo all'Accademia in Tunisia, per le 24 ore di teatro non stop, il CEF, un allievo mi voleva mostrare chi era
suo mito. Questo allievo faceva sia teatro che musica e musical. E il suo mito era un cantante che c'era su British Got Talent, Britain Got Talent, che cantava con la stessa voce di Michael Jackson. Io me lo sono abbracciato e gli ho detto: no, tesoro mio, no, cioè, allora, voglio dire, l'imitazione è un buon skill. Se tu sai fare le imitazioni è bene, perché vuol dire che sai modulare la voce, eccetera. Ma io gli volevo far capire, Naufel si chiama, che lui è meraviglioso com'è, non tanto sai, per dire tutti siamo meravigliosi, siamo delle persone speciali, ma semplicemente perché io gli ho detto: la voce che hai tu è unica al mondo, cioè ti rendi conto di quanto sia potente questa cosa, che la voce che hai tu è unica? Appena morirai tu non ci sarà mai più. La tonalità, il tessuto vocale che hai, come ti muovi è unico al mondo, siamo le cose più preziose che ci sono. Nel momento in cui io metto una maschera su qualcuno, la prima cosa che viene naturale alla gente è quella di modificare la propria voce. E allora faccio la vecchia così, e quando vuoi tu così. E questa cosa distrugge qualsiasi cosa. Le donne, per esempio, possono fare personaggi maschili perché c'è la maschera, no? E allora fanno la voce del maschio, ma non serve. Ognuno di noi utilizza la sua unicità secondo uno sforzo di evoluzione che non è mai interpersonale, ma è infrapersonale. Allora, se tu riesci a trovare i tuoi limiti fisici, vocali e anche emotivi qualche volta, e attivare questa challenge con te stesso, alla fine ti rendi conto che è una battaglia amorevole che fai con te, per fare di te una crescita che alle volte attraverso la maschera è esponenziale, appunto perché la maschera, diciamo, è abbastanza crudele da un punto di vista, perché tu puoi avere l'illusione ottica di cui parlavamo prima, quindi di una maschera che è un viso, oppure puoi essere uno che urla in dialetto dietro un pezzo di cuoio. Cioè, la cosa è la stessa, ma l'effetto è... Guardandoti indietro e... Anche perché se ci pensi, io ci tengo tantissimo a far capire ai miei allievi che qua non si tratta di magie strane, cioè tutto quello che è stato creato dalla commedia dell'arte è stato creato per un intento di business, che non toglie assolutamente niente alla poesia magnifica che è stata fatta. Cioè, il fatto di dover sopravvivere con la commedia ha creato la poesia della commedia. Pensa che se non ci fosse stata la commedia dell'arte, adesso non avremmo Broadway, non avremmo il cinema, non avremmo l'opera, non avremmo niente. Non avremo neanche la stand-up comedy che tanto va, che tira oggi. Niente, non esisterebbe proprio il mestiere. Se tu pensi, cioè quando io faccio questo quiz di solito all'inizio dei miei spettacoli, no? E domando: ma secondo voi cosa significa che hai inventato il professionismo? Qualsiasi cultura mi dice: perché, qual è la differenza fra un amatoriale e un professionista? Quando nella storia possiamo dire che è nato il professionismo teatrale? E loro tutti dicono: quando gli attori vengono pagati. Conseguenza del professionismo non è il professionismo. Il professionismo, come in qualsiasi mestiere, è dato dal fatto che tu sei disposto a pagare una persona che non conosci per un servizio. Prima che ci fosse il barbiere, ok? Prima che fosse inventato il barbiere, gli era tua nonna che ti metteva una square in testa, tagliava i capelli intorno, toglieva la scodella, questo era il barbiere. Poi a un certo momento uno che si chiamava Figaro ha detto: senti, sai cosa? Apro il mio negozio, sono bravo a fare questo. Tu arrivi, ti dice: guarda, tu non mi conosci, io ho ste forbici, le uso meglio di tua nonna, tu mi dai qualcosa a me e io ti faccio questo.
Da lì in poi, da questa accettazione di che non siamo nella corte dei medici, che ci sono 3 o 4 persone lì, o dei guest, dei Gonzaga, e fra di loro si fanno gli spettacoli come la commedia erudita, eccetera. No, loro assumono delle persone che non hanno mai visto prima. E questo ha fatto in modo che poi, a un certo momento, le donne vere entrassero in scena. Pensa a te, 1500, poi il 60 e l'80 del 1500, le donne vere, per la prima volta nella storia, entrano in scena senza maschera, ovviamente loro, perché era un'operazione commerciale, cioè vendiamo più biglietti. Donne vere, mai vista una cosa del genere, la gente andava a frotte, ovviamente, no? E però la donna vera diventa l'innamorata. E allora il toscano è richiesto, e anche in questo caso non era improvvisazione, là le parti erano scritte, per esempio. Il concetto di improvvisazione anche qui è strano da dire, perché in realtà, guarda, te lo dico proprio onestamente, io tutti gli spettacoli che faccio all'estero, ovviamente, dopo gli spettacoli in italiano, in Italia, il Jekyll, Gaber, Amleto, eccetera, hanno un testo che so a memoria. Ma per gli spettacoli all'estero, anche se lo so a memoria, non me lo scrivo, perché non c'è motivo, perché io parlo mio dialetto, che cacchio me ne frega a me di scrivere il testo, se lo so. Quindi noi non abbiamo i testi della commedia dell'arte, perché non avevamo bisogno di scriverli, sapevano quello che dovevano dire, e anche se diceva forchettoni invece che piron, la gente non capiva quello che dicevano. Quindi io, per esempio, il testo che ho portato in Giappone, io non l'ho scritto, io ho scritto solo quelle 2 frasi in giapponese. Basta. E il resto era stato... Che me ne frega a me? Era sentimento, era improvvisazione, era quello che è commedia dell'arte. Dopo l'ho scritto per la SIA, hai capito? Però... Sì. Fabrizio, ti ringrazio tantissimo, stiamo per arrivare al dunque della nostra chiacchierata. Ti chiedo di mandare un messaggio al te stesso di 20 anni fa, 25 anni fa, e di dirgli: occhio, boccia, che a volta là cambia strada. Quale sarebbe? In quale circostanza ti troveresti a dare un consiglio di stai attento in quella situazione, trovati un'altra destinazione, o lì rimarrai scottato, affrontala lo stesso, bruciati e poi diventa quello che sono io adesso? È esistenziale, me ne rendo conto, ma cerco di... Quanto tempo ho per pensarci? Ma guarda, se vuoi facciamo un'altra puntata tutta dedicata a questa risposta, però mi basterebbe un momento proprio, non vorrei sapere quello che sarebbe il consiglio che dai. Certo, sono felicissimo, no, non saprei, no. Cosa ho fatto? Ma ho sempre fatto questo mestiere qui, affrontando le difficoltà quando c'erano da affrontare, senza svendermi. Avrò fatto le mie cazzate, ma sicuramente... Sei contento di averle fatte? Quindi sono orgoglioso anche dei miei errori, ti dirò. Molto bene, molto bene. Ritengo forse magari avrei dovuto essere stato forse un pelino più umile quando ero piccolino, cioè tutto lì. Perché è già qualcosa. Sicuramente se devo pensare a qualche cosa da limare su di me, più che altro sono i successi, ma non gli insuccessi, cioè le difficoltà e gli errori che ho commesso per me sono più preziosi di quello che go in TV, di quello molto bene, molto bene. Anche questo serve tantissimo come consiglio, il saper essere umile in certi contesti, saper anche imparare dai propri errori, saper dire: ma quello che go in TV è andata bene così e siamo felici di come è andata bene. Se non è andata bene, la stiamo imparando comunque da quello che poteva essere migliorato, anche magari con un po' più di umiltà. Io, Fabrizio, ti ringrazio tantissimo, ringrazio anche chi ci supporta da un punto di vista tecnico, cioè Alchimie Venete e Kawabanga Productions.
Chi di voi ancora non ci segue è invitato a cliccare sulla campanella in basso a destra dello schermo e iniziare a seguirci con una certa regolarità. Portiamo sempre contenuti che ispirano, vogliono dare qualche informazione in più e qualche curiosità in più su mondi magari inesplorati o magari parzialmente sconosciuti, che però, come possiamo vedere, trovano origine e trovano espansione proprio dal nostro cortile di casa o dal paese che sta dall'altra parte del fiume. In questo caso saluto, seppure da una location abbastanza esotica, cioè Budapest in Ungheria, il nostro Fabrizio Paladin. Grazie veramente per essere stato con noi in questa puntata ricchissima di ispirazioni e anche di qualche nota tecnica sul mondo della commedia e dell'arte di valore non indifferente. Grazie veramente per averci intrattenuto. Potete cercarmi su internet comunque. Certamente, riceveremo molto volentieri e metteremo il link del tuo blog direttamente nella sinossi di questa puntata, in modo tale che chi vuole conoscere qualcosa in più di te e di quello che è il fantastico mondo della commedia e dell'arte, soprattutto gestita, organizzata e presentata da un Veneto doc, possa trovare ispirazione e possa trovare direzione. Grazie ancora Fabrizio. Grazie tantissimo, è stato un piacere. Un saluto a tutti voi.